le quote, Mar Ligure poco mosso. È tutto. Per maggiori dettagli vi ricordiamo che è possibile scaricare l'app di Trebi Meteo. Babboleo News, economia e finanza. Con sottoscritto Fabrizio Valenza, col professor Marco Cassinis. Ben trovato e buon anno, professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e buon anno a tutti quanti. Certo, è il primo appuntamento di questo 2020 in cui parliamo di economia, di società e di finanza, e vorrei cominciarlo così. Fa molto Capodanno questo. Sì, fa molto Capodanno, non so quanto ci si riabbrindare. Diciamo che abbiamo chiuso il 2019 con il concerto di Capodanno, questo che è uno degli elementi che ci connota certamente. Ci ha accompagnato anche il Presidente della Repubblica e vediamo di fare un po' il punto sul 2019 in questa puntata, vedendo cosa è accaduto. Ascoltando Mattarella. Questa sera, care concittadine e cari concittadini, entriamo negli anni 20 del nuovo secolo. Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società. Desidero anzitutto esprimere a tutti voi l'augurio più cordiale per l'anno che sta per iniziare. Si tratta anche di un'occasione per pensare insieme al domani, per ampliare l'orizzonte delle nostre riflessioni, senza naturalmente trascurare il presente e i suoi problemi, ma anche rendendosi conto che il futuro in realtà è già cominciato. E che un decennio impegnativo lo fosse stato, ce ne eravamo resi conto. Che lo sarà anche il prossimo. Ne ho sospetto. Allora, diciamo che perlomeno apprezzo sempre l'equilibrio. Non siamo partiti certo. dicendo sarà un anno bellissimo. C'è sempre equilibrio da parte del Presidente della Repubblica e l'accento sulle tematiche che possono essere interessanti. Quindi il fatto che sia stato difficile è una presa di coscienza, e che non sia facile è un'ulteriore forma di serietà. Veniamo adesso al seguito in chiave magari un po' più economica anche. Abbiamo problemi da non sottovalutare, il lavoro che manca per tanti anzitutto, forti diseguaglianze, alcune gravi crisi aziendali, esigenza di rilanciare il nostro sistema produttivo. L'Italia riscuote fiducia, quella stessa fiducia con cui si guarda da fuori verso il nostro paese deve indurci ad averne di più in noi stessi. Vi è un'Italia spesso silenziosa, che non ha mai smesso di darsi da fare. Dobbiamo creare le condizioni che consentano a tutte le risorse di cui disponiamo di emergere e di esprimersi senza ostacoli e difficoltà, con spirito e atteggiamento di reciproca solidarietà, insieme. Ecco, per ricominciare. Sì, ha sintetizzato tutto molto correttamente, ovvero ci sono tanti problemi, ci sono delle crisi in essere non ancora risolte da affrontare, però l'Italia, le aziende, la popolazione è un qualche cosa di assoluta qualità in cui bisogna aver fiducia. Spesso fuori da noi c'è maggior fiducia rispetto a quella che sentiamo internamente o che mediaticamente viene fatta emergere, Viene fatta percepire. Certo, sì, poi qui c'è il tira e molla, gli opportunismi politici di parte eccetera, quindi situazioni complicate ma che il Paese è certamente in grado di affrontare. Quindi diamoci da fare, con serietà, impegno e fatica le cose si possono risolvere, questo è corretto. Giustamente Mattarella la mette, come dire, sul piano univoco di un discorso alla nazione. Poi ci sono le varie fazioni politiche. Sì, sentiamo infatti queste. La maggioranza deve capire una cosa semplice: si sta al governo per governare, non per rimandare l'affronto dei problemi. Dalla prescrizione all'Alitalia, dalle concessioni autostradali all'Ilva, si continua a rimandare, si continua a discutere, ma nel frattempo le tasse aumentano. Maurizio Lupi insomma, Sì. è un po' scettico. Sì, dice questo ed è una parte, diciamo, di centrodestra, ma non è che quella di centrosinistra dica cose totalmente diverse, perché abbiamo l'altro intervento, quello di Calenda. Il governo continuerà a rimanere senza padri, vivacchierà, farà proclami, ma alla fine non porterà assolutamente a nulla. La verità è che tutto si sposta, tutto si finisce per non affrontare, dall'Alitalia appunto all'Ilva, e tutto si trascina. In tutto questo trascinamento l'Italia cresce molto meno degli altri paesi europei, gli investimenti scappano, il lavoro langue e tutto quanto si ferma in un contesto internazionale pericolosissimo. Questo governo non è in grado semplicemente di
gestire un grande paese perché non ha padri, nessuno è convinto di quello che sta facendo. Carlo Calenda mette sul piatto diverse cose, andiamo Sì. ad analizzarle. Ecco, diciamo per esempio. che sia la parte di centrodestra che quella di centrosinistra più o meno in maniera equilibrata concordano sulla situazione. C'è un governo che non si muove, ma probabilmente in questo momento non è che sia questo specifico governo, perché anche un'altra forma di governo io non credo avrebbe risolto molto. Quando hai debiti forti, tante decisioni da prendere, un paese che è arrivato un po' al capolinea, Soprattutto quando si è anche in costante campagna elettorale. sì, perché noi abbiamo iniziato l'anno scorso che avevamo nel giro di 6 mesi 6-7 elezioni, quindi regionali, e stiamo continuando. Certo, perché, qua ne bastano un paio a mettere comunque angoscia. Adesso se dice giustamente la panoramica, cosa possiamo vedere? Allora, a breve abbiamo elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, e questo certamente è la campagna elettorale continua. Certo. Poi c'è chi dice se va male il governo deve dimettersi, ovviamente c'è chi dice ma no, è una cosa locale, quindi Anzi, probabilmente più vanno male e meno si dimetteranno per non andare alle urne. infatti. Tra l'altro, collegato a questo c'è stata anche la riforma elettorale, o meglio c'è stato il taglio dei parlamentari a cui dovrebbe seguire la riforma elettorale, che è altro tema di incertezza. Se andiamo sullo scenario europeo, Sì. a parte i venti di guerra che non sono europei come scenario, ma li stiamo vivendo certo. con il discorso della Libia, Iran, Iraq, Stati Uniti, abbiamo di o le fronte a guerre casa. commerciali, Stati Uniti Cina, che probabilmente con gennaio dovrebbe andare a posto. Vediamo se si aprirà poi il fronte europeo verso gli Stati Uniti. Abbiamo chiuso probabilmente la Brexit. In idea di costume possiamo dire che la nuova Brexit diventa quella con Harry e Meghan, Ecco. che hanno detto probabilmente Noi usciamo, facciamo una exit dalla famiglia reale per avere più Una royal libertà exit. di movimento finanziario ed economico. Sì, quindi questo è qualche esempio internazionale. A casa nostra, o meglio, se vediamo la Liguria, forse un paio di cose che erano fattori problematici dovrebbero essere andati a buon fine, sempre con un occhio attento, ovvero Piaggio Airo, che sta rimettendosi bene in carreggiata. Si è perso tempo perché le decisioni politiche sugli acquisti di mezzi, di servizi eccetera sono state Arrivano troppo tardi. lunghe. Sì, era una cosa che in un anno fa si sarebbe potuta fare rapidamente. Banca Carige sembra stia andando tutto positivamente, vediamo, poi verrà lasciata la gestione commissariale, ci sarà un nuovo consiglio, la banca ha preso una nuova strategia operativa, vediamo un po' che arrivino i risultati, perché questo è interesse del territorio ma anche del sistema bancario stesso. Sì. E infatti cosa è successo? Sistemata una banca, è esploso il caso della Popolare Di Bari, come Ecco. insomma è successo per tante altre banche, e mi pare che le cause siano più o meno analoghe. Un sistema, come dire, consolidato e da cui insomma, certi vertici, certi poteri politici, ma a volte anche la malavita hanno preso spunto per C'è distrarre denaro. un concetto, chiamiamolo, di mala gestione, che va dalla parte manageriale, dalle intromissioni della proprietà, della politica, alla malavita. Cioè se sì. io affido una persona che già è inaffidabile per, adesso dico, 1 milione di euro e poi gli faccio fare un salto a 5, 10, 20 e più ciao. milioni di euro, come mai, a chi vanno poi una parte di questi soldi, eccetera eccetera, quindi si vedrà. Collegata alla Popolare di Bari è risaltato subito fuori il tema forte per i 5 Stelle della commissione per l'inchiesta sulle banche, il ruolo della Banca d'Italia eccetera, quindi siamo sempre lì. A livello di questioni economiche e politiche nazionali, sempre ci sono da vedere reddito di cittadinanza e quota 100. Certo. Tutte e due non sono andate bene da certi punti di vista, nel senso, forse meglio, che non hanno utilizzato tutto il budget previsto, non hanno dato determinati frutti, sembrano più una mancia per quello che riguarda quota 100, perché ne hanno usufruito più al nord Italia per ruoli pubblici, uomini eccetera, quindi non è proprio quello che doveva essere, anche se il tema pensionistico andrà affrontato in maniera corretta, perché è ancora un qualche cosa che non è correttamente definito e ne avremo per i prossimi anni. Abbiamo un minuto, professore. Certo. TAV,
Ilva, Ponte Morandi, autostrade all'Italia. Sentiamo autostrade qualche cosa. Noi nel decreto mille proroghe abbiamo inserito una norma che riguarda finalmente le concessioni di autostrade. Questo decreto dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture italiane, ma anche in generale, che ci permetterà di revocare le concessioni ai Benetton. Anche se poi insomma c'è chi tira da un lato e chi tira dall'altro, perché l'altra parte di governo dice ma forse distruggere un'azienda che è un campione nazionale e internazionale, che è cresciuto molto anche all'estero, che genera tanti posti di lavoro, ha tante competenze, forse sarebbe meglio dare una multa come segnale, impegnare sugli investimenti e da oggi in poi stare col fiato sul collo sulle manutenzioni e tutto il resto. Questo è tema di questi giorni, si vedrà che magari tiene in piedi o meno anche il governo. E in 10 secondi i nostri fiumi di parole. Allora, non entriamo nel dettaglio, però sostanzialmente possiamo dividere il filone della manovra in 4 punti: casa, impresa, ambiente, famiglie. Per la casa, secondo me, è un tema rilevante anche quello collegato ai fallimenti delle famiglie che portavano al sequestro, al pignoramento delle case. Ci sono delle notizie interessanti. Molto interessante il bonus facciata con paletti di qualche tipo, ma fino al 90% dell'investimento. Per le imprese, il credito d'imposta per le aziende 4.0, che era stato uno dei punti di forza di Calenda Renzi, abolito poi dai 5 Stelle, ma è tornato prepotente perché alle aziende serve gli sgravi per chi assume apprendisti. Per l'ambiente abbiamo il Green New Deal molto forte, e anche la plastic tax, tutte cose in parte ridimensionate, vedremo. Mentre per le famiglie il bonus bebè, piuttosto che l'abolizione del super ticket, una serie di cose. Quindi luci e ombre, ma potrebbe anche essere positivo. Qualcuno potrebbe dire era necessario andare a tappare il buco da 23 miliardi per l'aumento dell'IVA, 500-600 euro a famiglia l'anno. Magari se aumentavamo l'IVA e poi si faceva un cuneo fiscale adeguato, non si perdevano soldi. Un intervento sulla giustizia, uno sul cuneo fiscale, con quei 23 miliardi, e forse avremmo potuto anche sopportare un aumento dell'IVA, perché a quel punto insomma avremmo avuto i soldi per certo, noi abbiamo dovuto fare dei debiti per coprire l'aumento dell'IVA. Se non lo facevamo probabilmente riuscivamo a fare bene lo stesso. Nessuno credo abbia analizzato sensatamente la questione, è diventata demagogia politica. Economia, società e finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Un minuto di notizie dalla nostra regione, poi ritorniamo. La pizzeria Focacceria raddoppia in salita a Santa Caterina 4 Rosso a Genova. Solo alta qualità DOP chilometro zero. Impasti a lunga lievitazione e leggeri. Pizze e focacce, farinate, insalate. Iscriviti subito sul sito babboleo.it per vincere una cena per 2. Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Manutenzioni sulle autostrade. Nel mirino della Procura di Genova finisce anche il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il PM Walter Cotugno ha interrogato come testimone Felice Morisco, dirigente del MIT, che da luglio 2019 ricopre un ruolo chiave nella Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali. Al centro delle indagini il ruolo e i controlli del Ministero sul caso delle barriere fonoassorbenti e sui falsi rapporti di Spea. Spiace apprendere che nelle liste del Consiglio di amministrazione di Carige non figuri nessuna personalità del nostro territorio. Questo è motivo di grande rammarico per la Regione, che ha sempre profuso grandi sforzi per sostenere e salvare una banca che è un pezzo di storia della Liguria. Così il governatore ligure Giovanni Toti sulle liste del Fondo Interbancario e di Cassa Centrale presentate dalla banca. Autobus in fiamme a Genova. È successo intorno alle 9 di questa mattina al capolinea della linea 1 in piazza Caricamento. Ad andare a fuoco nella parte anteriore un bus da 18 metri. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. L'incendio è stato causato da un guasto all'impianto di condizionamento. Babboleo News, economia e finanza.
Col sottoscritto Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Se avete figli in età diciamo tra i 4 e i 12 anni, questa canzone qua la conoscete sicuramente. Perché apriamo la seconda parte del nostro spazio con questa canzone, professore? Noi correttamente parliamo di economia, finanza e società. Lei ha fatto proprio il riferimento corretto, quindi uno dice se avete figli ed è un tema sociale di casa propria, di una famiglia. Noi vediamo anche l'altro punto di vista, che è quello economico, ovvero la classifica dei 500 miliardari mondiali secondo Bloomberg. Ottimismo. Ecco, per loro, ahimè, perché non so lei, ma io non sono, quest'anno non ci sono ancora. Però questo è il primo giorno del resto della nostra vita, quindi non si sa mai cosa possa esserci dietro l'angolo, se ha seminato bene. Ecco, uno vede che questi signori che sono coreani con Baby Shark, 4 miliardi di visualizzazioni su YouTube, sono balzati agli onori delle cronache perché hanno fatto un sacco di soldi. Quindi tutti hanno delle possibilità, anche con una stupidaggine come questa si possono fare un sacco di soldi. Soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché? Si possono fare un sacco di soldi. Allora parliamo dei soldi. Sì, allora banalmente qui nella classifica vediamo che i primi 5, uno Jeff Bezos 116 miliardi, secondo Bill Gates 113, un non europeo è il terzo, Bernard Arnault, quindi l'impero del lusso con 106, Warren Buffett, il guru, l'oracolo di Omaha, grande investitore 89, e Mark Zuckerberg 79. Quindi questi qui sono i primi 5. Bezos sempre primo, ma ha perso molto perché? Non perché abbia perso, perché ha dovuto spostati. Certo, un'economia domestica, anche questo perché si è separata e la moglie ne ha presi 34,5 di miliardi ed è balzata subito al numero 13 della classifica come quarta donna più ricca del mondo. Quindi insomma, se pensate, ascoltatori, di essere caduti in una separazione un po' costosa, c'è chi sta peggio di voi. C'è chi sta peggio, esatto. E poi? Allora vediamo qualche cosa degli italiani. Giovanni Ferrero 27esimo, poi Leonardo Del Vecchio di Luxottica e ahimè, ecco, Silvio Berlusconi è crollato al 201esimo posto, quindi una rocambolesca caduta. Non paga, credo, la sua separazione, quella l'ha già pagata tempo fa, anzi aveva riscosso a casa qualche cosa ultimamente. Le aziende più innovative di questa classifica sono di business molto tradizionali, dai cosmetici, gli sfasciacarrozze e cose similari, quindi consegne a domicilio, quindi c'è anche possibilità e non ci sono italiani in questi exploit, però all'estero funziona. Se parliamo di italiani invece, l'ultimo sondaggio fatto dal Corriere a fine dicembre dava l'idea che per la metà degli italiani la direzione presa dall'Italia, da questo governo, fosse quella sbagliata e più dei 3/4, quasi l'80%, il 77%, come primo tema di preoccupazione, senza che gli venisse sollecitato in un questionario, economia e lavoro. Quindi tutto quello che conta non va per gli italiani. E prima cos'era invece? No, è sempre stato tra i primi, ma è drasticamente aumentato, invece è sceso, occupa forse un 20-22% di preoccupazione, però si è ridimensionato molto il tema dell'immigrazione, quindi non so se è il film di Zalone o cosa, ma gli italiani sono meno preoccupati da questo. Vediamo un po' invece come è andato l'anno dal punto di vista finanziario dei mercati, ovvero direi che l'anno è stato molto buono, non so quanti abbiano investito, potuto investire, ma se tracciamo in generale più 30 qualcosa, più 32. 30% circa, un po' da tutti i punti di vista, nel senso borse mondiali più 26%, Wall Street più 30%, è andata benissimo anche il Nasdaq, la parte azioni tecnologica più 38%, se pensiamo che a inizio 2000 era crollata da
5.000 a 1.000 punti nel giro di qualche mese, adesso ha superato i 9.000, vuol dire che veramente ha tirato, e parliamo appunto di Microsoft, Amazon. Superata la bolla, certo, c'è qualcosa di concreto. Infatti, e quindi lo vediamo anche nei ricconi della classifica dei 500 come risultati. È andato pagassero anche le tasse, sarebbe perfetto. Ecco, questo è uno dei temi che verrà magari nei contenziosi con gli Stati Uniti, se vogliamo far pagare quelle tasse lì. Il mercato obbligazionario, i bond, i titoli di Stato eccetera, è andato molto bene come apprezzamento, perché il controvalore è cresciuto di molto. Questo vuol dire che con l'enorme liquidità i tassi sono scesi e quindi rendono di meno, ma il prezzo si è accresciuto di molto. I nostri titoli di Stato rendono poco e niente, ma all'estero sono addirittura a tassi negativi, tipo in Germania, quindi si paga per avere i titoli. Questo benefit, qui diamo uno spunto, lo vediamo sui mutui che si possono prendere sia a tasso fisso che variabile, che inducono, volendo, se si ha la possibilità, a indebitarsi per comprare casa. Quindi, contando che i prezzi delle case sono piuttosto bassi, sono scesi, e che i mutui te li tirano dietro, se te li danno ovviamente, certo. rispetto a pagare un affitto è più facile pagarsi un mutuo che potrebbe costare meno e ti trovi proprietario dell'abitazione. Quindi uno spunto che diamo per l'anno che stiamo per iniziare a vivere è proprio quello: fate due conti, che se avete il lavoro può essere utile. Tutto sommato sono notizie buone quelle che lei mi ha dato, quasi quasi mi viene da pensare che il nostro Presidente del Consiglio del Conte 1, esatto, nel Conte 1 avesse ragione. Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. Mani in tasca subito, qua lo diceva un anno fa, voglio dire, per cui avevamo aperto l'anno con questi auguri, ci avevamo un po' ironizzato, non so, probabilmente non avevamo sbagliato, perché credo sia uno dei peggiori di sempre per le mie interpretazioni. Sentiamo qualche altro saluto. Salvini. E quindi un 2020 di lavoro, di impegno, di onestà, di sorriso. Non ci toglieranno mai il sorriso. Beh, quello non ce lo facciamo togliere sicuramente. Sì, non so se abbiamo molto da sorridere, se non farselo togliere rispetto a quello che potrebbe avvenire è una delle migliori soluzioni. Abbiamo tolto invece il passaggio legato al crocefisso, a Dio che ci aiuta, perché mi sembra veramente un eccesso ormai, perché tutto questo post era molto sulla parte religiosa, però prendiamo questo auspicio sulla serietà, sull'etica, sul sorriso, che ci può servire. Se poi la politica fa il suo, come si suol dire, ci agevolerebbe certamente. C'è anche il nostro governatore Giovanni Toti. La Liguria, nonostante tutte le vicissitudini di cui siete al corrente, dal Ponte Morandi alle mareggiate, alla più grande ondata di maltempo di questi ultimi anni, ebbene, è qua, è forte, è tenace, ha voglia di allegria, ha voglia di divertirsi, ha voglia di futuro, ha voglia di credere in un 2020 che sarà un 2020 di ripresa straordinario per tutti. Noi ci crediamo profondamente. Ci crediamo profondamente. Qua Totti pescato prima dell'ultima serata del Tricapodanno. Ecco, allora io qui incrocio le dita, tocco il ferro di cavallo, strofino il cornetto. La Liguria ha avuto veramente problemi forti, non molta fortuna. Sì, che con serietà e onesto lavoro, quello che forse diceva Salvini, la Liguria ha retto piuttosto bene. Quindi teniamo duro che probabilmente il nostro territorio riuscirà a risolvere e a girare a buon fine questa cosa. Quindi portiamoci a casa l'augurio di Toti. Ecco. Certo. Silenzio, ragazzi, papà ci vuole dire qualche cosa. Beh, anche questo Natale se lo siamo levato da Ecco, abbiamo messo il beep per non urtare la sensibilità di chi invece ci tiene al Natale. Ci siamo tolti un anno difficile e speriamo che invece in prospettiva vada meglio. A inizio anno si spera sempre, quindi speriamo giustamente in un buon anno. Tutti noi ci diamo da fare, anche come trasmissione, vi accompagniamo. Magari la prossima settimana vediamo anche dal punto di vista finanziario qualche spunto interessante, qualcosa su case e mutui ve l'abbiamo date. Insomma, ragazzi, cerchiamo di giocarcela. Economia, società e finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria ogni settimana con me, Fabrizio Valenza, col professor Marco Cassini. A presto, professore. Grazie.
A casa Rovazzi tutti super connessi con la super fibra Wind. Lo sentite? Questo rumore è Paolo che scarica un film, in un attimo. Questo è Dani che gioca ai videogame, senza sosta. E questa è Marta, felice perché si scarica un brano dietro l'altro. Scegli la superfibra di Wind a €25,99 al mese con il migliore download di sempre. Scade il 26 gennaio. Verifica copertura, limitazioni e condizioni su wind.it. Fabio, veloce! Mi sa che la superfibra Wind ci è sfuggita di mano.